Cari amici, ben ritrovati qui a Diversamente Veneto, che piacere poter farvi compagnia. E oggi è proprio una giornata di quelle che scopriremo delle cose meravigliose. Io oggi vi porterò a scoprire qualcosa di molto particolare in giro per il nostro Veneto, perché mentre camminavo nel Veneto anch'io ho scoperto qualcosa che volevo condividere per voi. Oggi faremo un giro nel Polesine. Quel Polesine diciamo poco conosciuto, poco scoperto, però ne parlerò poco perché abbiamo un ospite in studio che comunque ci accompagnerà anche lui e ci seguirà in giro per queste scoperte. Io partirei subito a condividere con voi questo filmato, guardatelo. Cari amici, oggi io vi porto alla scoperta del Polesine. Quando io camminavo in giro per il Veneto, ecco cosa mi è scattato la curiosità. Questa fantastica statua di Garibaldi in piazza Rovigo, Luciano. Mi sembra un po' grande per questa piazza, cioè a livello di proporzioni è un statuone, cioè grandi. Roma ha fatto i conti un po' male. Aveva dato l'incarico a un artista che aveva pensato di fare questa statua per Roma, ma era stata apprezzata notevolmente dai romani il progetto e anche il prototipo. Quando è stata ora di fonderla, l'artista ha espresso tutta quanta la sua cattiveria contro la monarchia e ha nascosto tutto quanto fino a quando non hanno tolto il drappo. E lui ha praticamente cambiato la statua rispetto al bozzetto. Ha fatto una piccola modifica, ma di una potenza. Sotto le staffe Garibaldi ha posto la corona del re, non solo una volta ma 2 volte, lo sfregio più grande alla monarchia di Roma. E questa statua era per Roma, non era per Rovigo. E a Roma, quando hanno visto questa situazione, che cosa hanno detto? La dobbiamo mandare in una città dove non la vede nessuno. E probabilmente l'idea, siccome Rovigo comincia con la Ro di Roma, hanno detto mandiamola a Rovigo. Che sia vero o no, non lo sappiamo, ma che la corona sotto i piedi di Garibaldi c'è. Continuiamo a scoprire Rovigo adesso. Fantastica la storia di Garibaldi, però c'è un'altra cosa molto bella che vorrei far vedere ai miei amici, perché ho sempre detto che le chiese raccontano storie e tu di storie di chiese ne hai da raccontarmi. E anch'io mi sono innamorato come quando ci si accosta in una storia d'amore, inizialmente con un sì e poi in un continuo scoprire quotidiano. Venite con noi amici che adesso vi faremo scoprire ciò che mi sono innamorata di Rovigo, insomma. Il dipinto che noi troviamo qui davanti e che la gente si è innamorata dal 400 che l'ha portata incastonata in un altare, che cos'ha? Ha Gesù bambino, suo figlio, seduto sulle ginocchia come tutte le mamme. Solamente parla da solo, colui che l'ha dipinta ha messo una rosa e lo stelo della rosa è in mano sia a Gesù che a Maria. Quindi non si sa chi sia l'innamorato più grande, perché di solito una rosa si offre agli innamorati. Perché il popolo è arrivato al punto di costruire un tempio a quella che è l'immagine di un cappitello? Alcune vicende sono documentate, altre sono tramandate dalla tradizione. È venuta la peste e la gente, prima di morire, che aveva la fede, voleva andare in paradiso, sapeva che moriva. Come si vede da quel dipinto che ricostruisse il momento storico, la gente di Rovigo veniva a prendere l'estrema unzione, che era l'olio degli infermi, e a confessarsi, poi andava a casa per morire. Tornando a casa succedeva che non morivano. Allora questo passaparola è arrivato a Venezia e a Venezia le grandi famiglie hanno detto: se noi portiamo a Rovigo le nostre famiglie saranno preservate dalla peste, costruiremo un tempio. Chi voleva far carriera ogni 12 mesi aveva un nuovo incarico e allora per avere gli incarichi successivi aveva bisogno anche di farsi un po' di propaganda elettorale. E chiamavano uno dei pittori più bravi che erano a quel tempo, gli dicevano cosa volevano fare e che mettesse in risalto la sua persona, gli faceva dipingere, poi li piegavano,
arrotolavano e con una gondoletta attraverso i vari canali arrivavano a Rovigo. Dentro la gondoletta? La gondoletta si distendevano e hanno cominciato ad abbellire questo. Ecco, noi troviamo praticamente la storia di Rovigo. È tutto meraviglioso, però io so che la provincia di Rovigo è molto famosa perché in mezzo a sé ha due giganti, giusto? Certamente. E quali sono questi giganti? La Mesopotamia d'Italia non ha i Tigri e l'Eufrate, ma ha il Po e l'Adige, i due grandi fiumi. È meravigliosa questa chiesa di Rovigo, devo continuare il mio giro nel Polesine, ma sicuramente avremo modo di approfondire, Luciano. Ma avete visto che meraviglia? E questo era il Tempio della Beata Vergine del Soccorso, l'unica chiesa barocca veneta al 100%, cari amici, una vera reliquia che abbiamo nel Veneto. Infatti, visto che il filmato era solo per gustare velocemente, io ho un ospite in studio che ho portato per voi perché non potevo non farlo. Io ho portato Luciano che ci racconterà un po' di più. Caro Luciano, benvenuti qua con noi, benvenuto con i nostri amici e ti ringrazio della tua presenza. Carissima, tu è affascinante perché con il tuo viaggio hai veramente fatto innamorare della nostra terra anche coloro che erano distratti. Grazie. Gesù Leni. A proposito di distrazioni, Luciano, il filmato che abbiamo visto prima è il Tempio della Beata Vergine del Soccorso. Chi meglio di te per raccontarcelo? Perché poi si parlava di queste opere d'arte che sono una reliquia inestimabile, giusto? Certamente, perché se noi andiamo a Venezia per poter vedere tutti quegli autori che noi troviamo in un unico posto, che quando si entra dentro con l'ottagono fa girare la testa, come si dice, come la bellezza fa girare la testa, e quindi quando uno entra dentro gira la testa della bellezza, ma gira anche il cuore, perché effettivamente siamo in un luogo spirituale e quindi c'è una unità tra la bellezza, la storia e la spiritualità. E a proposito di storia, Luciano, quella chiesa è stata praticamente in quei tempi commissionata praticamente dei doge veneziani, delle grandi famiglie, giusto? Certamente, perché dopo aver fatto il voto nelle mani del vescovo, quindi come fosse un contratto, hanno avuto la grazia di preservare le famiglie veneziane giunte a Rovigo per ripararsi dalla peste e per fare adempiere al voto hanno raccolto 12.000 ducati d'oro e questi ducati d'oro, che sono stati a una cifra enorme, che vorrei dare anche il compito agli ascoltatori di risolvere due problemi. Il primo problema è sono stati dati metà dai poveri, metà dai ricchi. Chi ne ha dato di più? Chi ha contribuito di più? Lascio a voi la risposta. Ma dall'altra parte, se noi dovessimo attualizzare in euro questa somma, quanto ammonterebbe oggi? E questa è l'espressione di una storia dove Maria, dipinta da un anonimo sulla strada, Maria dalla strada al Tempio. Cioè, che tra l'altro quando nasce questo tempio, si parlava prima perché abbiamo visto queste immagini meravigliose, no? Con queste statue, questi dipinti di fianco, perché poi li riportavano i miracoli accaduti in quel tempo. E non esisteva la parte inferiore, quella superiore come i dipinti, diciamo che come opere d'arte non esisteva. Certamente, perché il primo progetto e la realizzazione, ecco, la prima pietra è stata posta il 13 ottobre del 1594, 102 anni dopo la scoperta dell'America, per collocarlo. E inizialmente la cosa principale era quella di onorare Maria e quindi c'era solamente il secondo ordine delle statue con accanto a ogni statua un dipinto fatto dallo stesso autore che illustrava
i più grandi miracoli che sono stati fatti da Maria in quella città. Tra i tantissimi dove noi nel nostro archivio abbiamo un registro dei miracoli accertati dai vescovi. E uno di quelli che è più eclatante e anche contemporaneo alla costruzione è che uno degli 8 muri dell'ottagono è caduto addosso, come succede anche oggi nei incidenti di lavoro, è caduto addosso a uno degli operai che si vede che cade dalle impalcature ed è stato travolto da tutti i mattoni, che sono tantissimi, ed è stato illeso. Certamente le persone sono sempre state più innamorate, perché quando Maria fa le sue cose le fa con generosità. È stato incredibile, perché camminando io insomma non sono una gran frequentatrice di chiese, però ho scoperto che le chiese nel nostro Veneto, oltre alla parte spirituale, raccontano la storia di questo popolo, racconta la storia di quella che è stata la Repubblica Serenissima, racconta quella che è stata la storia del Veneto, è un popolo di credenze, tutto quello che c'è intorno. Oggi alla Chiesa della Rotonda avete anche 2 cammini importantissimi che li attraversano, che uno di quelli è il cammino di Sant'Antonio e l'altro il cammino di San Francesco, giusto? No, il cammino di Sant'Antonio, ti volevo solo dire, il cammino di Sant'Antonio e il cammino di San Francesco è lo stesso. Ah, è lo stesso cammino? È lo stesso, perché praticamente Francesco d'Assisi, che era coevo di Antonio da Padova, è passato anche a Rovigo ed ha incontrato Antonio da Padova per chiedergli se gentilmente poteva insegnare teologia ai suoi frati che diventavano preti. Aveva bisogno di un teologo, è andato a cercare lui. E quindi anche loro, quando erano coevi, si sono incontrati e hanno fatto qualche accordo. Beh, ed è andata proprio così, perché Francesco, cari amici, è rimasto anche a Rovigo, per quello lì hanno anche la chiesa di San Francesco. Ci sarebbe tantissimo da raccontarvi di questa chiesa, ma l'invito che posso fare agli amici è di visitarla, questa rotonda di Rovigo, che è semplicemente meravigliosa. Noi continueremo col nostro giro nel Polesine e Luciano continuerà a farci compagnia. Adesso mandiamo un attimino la pubblicità, ma rimanete, perché ho delle cose spettacolari da farvi scoprire. A tra poco. Sempre. Cari amici, guarda, che puntata meravigliosa, vi sto portando in giro per i Polesini, in studio con me c'è Luciano che comunque ci accompagna. Prima abbiamo visto velocemente le meraviglie di una città come Rovigo, la Rotonda, abbiamo visto la curiosa storia della statua di Garibaldi, però quando io ho camminato per il Polesini mi ha affascinato tantissimo la storia dei fiumi, Luciano. C'è questi 2 giganti che ha accompagnato un po' l'economia, un po' la storia della gente del Polesine, giusto? La storia del Polesine è proprio la storia dei 2 giganti, perché sono stati 2 giganti generosi, ma anche minacciosi, perché quando hanno portato l'acqua hanno dato fertilità, abbondanza. Infatti le cornucopie che ci sono nella rotonda dicono questo, ma dall'altra parte ogni tanto avevano voglia di uscire, erano praticamente dei monelli, dei giganti monelli, perché volevano uscire dal loro fiume e straripando andavano a invadere le acque, con le acque le terre, le case, e l'alluvione era una minaccia. Incombeva ogni anno nel periodo delle piogge di novembre, e quindi come hanno fatto le persone? Hanno cercato di difendersi, ma oggi che li abbiamo messi incatenati dentro i loro alvei, a questo punto possiamo pensare anche a visitarli come si visitano i vulcani, e in questo caso abbiamo pensato che oltre ai 2 cammini che passano per la rotonda, che è il cammino delle strade romee, germanica e franchigena, che passa per la rotonda, quello che hai detto tu prima, il cammino di Sant'Antonio e San Francesco, dove facciamo anche il nostro team, tutti i pellegrini, adesso abbiamo la voglia di fare un terzo cammino.
E questa è una cosa meravigliosa, Luciano, non vedo l'ora di venire a trovarvi e lo farò questo cammino. Però continuando da quella che è la storia di questo Polesine, guarda il video che ti faccio vedere adesso, Luciano, guarda dove ti porto io nel tuo Polesine. Vedi Jesus, la torre sotto cui stiamo passando è del XVIII secolo e fa parte di tutto un grande complesso di costruzioni e fortificazioni che hanno chiuso il centro di Lendinara e che caratterizzano tutte le famiglie nobili che si sono avvicendate negli anni qui nella nostra città. Dunque era una città murata a tutti gli Esatto, effetti, era una giusto? città murata. C'erano i insediamenti degli Stenzi e praticamente quel palazzo lì del 1300 era un carcere. Esatto, sì, poi è diventato una prigione. Ma dai, e che storia raccontava il tuo nonno, Elina, di questa Lendinara che è conosciuta come la piccola Atene del Polesine? Era uno dei centri, diciamo, culturali ma anche politici più importanti e di riferimento di tutta la zona. E per esempio in epoca antica, anche a cavallo, diciamo fra il 5, il 6 e il 700, questo era uno dei centri anche più legati alla politica del territorio e le famiglie lendinaresi erano tra le, diciamo, famiglie di riferimento e che creavano anche dei disequilibri anche con Venezia, perché Lendinara è stata anche sotto il dominio veneziano. E il canale che adesso stiamo andando a vedere è la di Getto? Di Getto, esatto, che è, diciamo, il punto più importante della città perché divideva una zona dall'altra. Sai che quando si dice campanilismo, no? Definisci le zone diverse. Ecco, qui da noi a Lendinara è la verità perché abbiamo un campanile di qua e un campanile. Dunque adesso vediamo un campanile da una parte e uno dall'altra. Un campanile da una parte e uno dall'altra. Ma il fiume era anche una via di comunicazione importantissima, prima di tutto per il commercio, ma anche per le famiglie. Perché come sai anche non so, a Venezia, no? Il fiume e l'acqua è quel posto navigabile che permetteva di passare da una casa all'altra. Molte delle case nobiliari che vediamo qui sulla di Getto e che sono molto antiche avevano i gradini che ricadevano direttamente nel fiume, per cui si arrivava con la barca. Beh, visto che parlavamo di prodotti agricoli, non posso non ricordarti che ci sono tanti piccoli produttori che saranno pronti a presentarti i loro prodotti. Tra l'altro so che Massimo ti aspetta già alla casetta. Come arrivare nel Polesine e non assaggiare le meraviglie che hanno loro? Ed è così che camminando ho trovato la casetta. Massimo, caro Massimo, come stai? Ciao, benissimo, Sempre piacere rivederci. Ma guarda, cioè, il Polesine è bello dal punto di vista di architettura, ma diciamo che ha tanto... Cosa abbiamo qua? Tutto il prodotto del territorio? Noi lavoriamo con i prodotti di territorio, stagionali, come vedi italiano, dove tutto è marchiato col tricolore. E come trovi le nostre paste, i nostri formaggi, i nostri salumi, poi in cucina vedrai delle altre cose. Stiamo facendo un risottino è semplicissimo, con il radicchio e la salsiccia, il tastasale, che poi facciamo vedere che abbiamo delle bellissime bracciole col manico da mettere su. Io te le ho già preparate a metà cottura. Ma noi adesso... Ma questo riso è precotto, no? Questo è crudo, è un carnaroli della provincia di Verona. Io sarei anche bravina in cucina, se mi ci metto. E anche questo era il Polesine che ho scoperto io camminando, Luciano. Hai visto che meraviglia? Si parlava dei piccoli agricoltori, di quella che è la gastronomia del Polesine, che ha veramente tanto da dire su quelle tematiche lì, vero? Certamente, perché chi se ne intendeva nel passato erano i sultani, che quando facevano un paradiso, come quello di Allah, ma lo facevano in terra, facevano un giardino. E in questo giardino c'erano delle meraviglie della natura, oltre alle meraviglie della natura anche dell'architettura, ma soprattutto c'erano frutti, fiori, perché dovevano soddisfare tutti i sensi dell'uomo, ma uno dei più importanti sono il cibo. E quindi, oltre alla bellezza, che è lo sguardo, diciamo così, oltre al sapore e all'odorato, è chiaro che in provincia di Rovigo noi possiamo dire abbiamo un territorio che è veramente
biologico ed ecologico, e coloro che hanno voglia di venire a star bene, non ci sono ciminiere, non c'è nulla, siamo poveri di tutto questo, ma siamo felici perché abbiamo anche un delta del Po che è ancora tutto da promuovere, come questo ragazzo che ho visto poco fa che è riuscito a rinnovare una casetta. Noi abbiamo da rinnovare una terra che è meravigliosa, soprattutto dal punto di vista turistico, e noi il nostro obiettivo che dobbiamo fare e che dobbiamo portare a termine è di gestirla come una SPA turistica. Sono d'accordo con te, Luciano, perché il mio cuore è rimasto nel Polesine, perché a parte che è stato una delle prime province a Rovigo, quella che ho girato a piedi, sono stati tanti giorni a camminare perché ce n'era di spazio nel delta del Po da camminare, ce n'erano delle bellezze da guardare, ma delle cose meravigliose da gustare, come avete visto, amici, perché poi lì ha tantissimo da dire anche dal punto di architettura, Luciano. E a proposito di architettura, Luciano, sempre camminando, noi abbiamo avuto in una prima puntata ospiti in studio un storico, il professor Leonardo, che tra l'altro mi ha riospitato in Polesine. E a proposito di architettura, guarda cosa mi ha fatto scoprire per condividere con voi il mio caro amico Leonardo. Polesella è una sede di diverse ville venete che erano di proprietà di patrizi e nobili veneziani che venivano qui d'estate a passare le loro vacanze o a caccia, quindi erano territori popolati da questi patrizi, e qui hai un esempio di una di queste architetture di ville venete. Stiamo parlando di una villa che risale nelle sue prime origini al Cinquecento, che è stata poi recuperata e si chiama Villa Morosini. Questa villa è stata praticamente una villa di proprietà niente po' di meno che di Francesco Morosini, che è stato un doge, un grande condottiero veneziano, un militare famoso per diverse battaglie che si sono svolte nella zona della Grecia e che hanno contraddistinto la grande qualità dei veneziani sia come flotta che come truppe da sbarco. Oggi Villa Morosini è di proprietà privata, giusto? È di proprietà dell'ingegner Zerbinati, sì, ha fatto un bellissimo recupero, e qui come vedi c'è il quadro di Francesco Morosini, del doge che è stato proprietario di questa villa, e come vedi si è fatto ritrarre in una posizione quasi di beatificazione, insomma, per dimostrare le sue grandi qualità di guerriero. Questa è la perla del Polesine, insomma. Questa direi che è una delle perle del Polesine, assolutamente sì. Per Polesella è un punto molto qualificante e importante. Stiamo cercando una collaborazione anche con l'ingegner Zerbinati per poter portare questo luogo come luogo di visitazione e di promozione turistica. In questo momento, Leonardo, noi stiamo vedendo delle immagini di Fratta, giusto? Sì, è Fratta Polesine. Una città ricca di storia, di cultura e di tradizioni. Cioè, da quello che so, da Fratta c'è una grandissima storia anche legata a Matteotti, giusto? Sì, a Fratta ci sono una serie di storie che riguardano il Settecento, l'Ottocento e il Novecento che sono molto importanti. Matteotti è stato a Fratta, è originario di Fratta Polesine, è vissuto lì per tanti anni, quindi Fratta è la sua vera e propria patria, però ancora prima di Matteotti, che è stato il grande martire civile della libertà, c'è stato il passaggio della Carboneria con i motti carbonari che hanno in qualche modo lanciato una sorta di riscossa nazionale per il nostro paese, per l'Italia, contro gli austriaci. Come puoi vedere ci sono tante passioni che sfociano qui sul Po, la pesca, le passeggiate, la natura, tante cose bellissime che si possono vedere, conoscere e che è un piacere anche scoprire, no? E là, come vedi, il ponte che collega il Veneto all'Emilia Romagna, che è il ponte di Rò Ferrarese. Il Po per noi è come un fratello e come un padre, ed è stato così tanto per la popolazione polesana. Quando c'erano le alluvioni diventava un padre cattivo, però è anche un Po che ha alimentato con l'acqua l'agricoltura, che ha alimentato un'economia di fiume, la pesca, i mulini, tutte le attività che qui si svolgevano e che hanno dato da vivere a tanta gente. A poco più di 50 km da qua troveremo poi il delta del Po, cioè dove c'è... 60 km a valle c'è il delta bellissimo, no? Questa oasi naturalistica fatta di flora, di fauna, ma anche di tanta gente che sta crescendo in un culto dell'ospitalità per questo turismo sostenibile che è una delle grandi opportunità del nostro Polesine. Quindi sì, è una cosa bellissima, meravigliosa, insomma.
Beh amici, che piacere è stato accompagnarvi in Polesine e farvi scoprire coi miei occhi. È stato meraviglioso e spero che sia stato piacevole anche per voi. Il nostro tempo insieme è arrivato alla fine. Io vi aspetto per le prossime puntate per scoprire ancora il Veneto. La prossima puntata vi porterò in giro per la Lessina a scoprire quella che è la gastronomia. Io Luciano ti ringrazio tantissimo delle perle che ci hai portato e che hai condiviso con noi e spero di rivederci ancora ospite. Io vi ringrazio veramente di avermi dato questa possibilità. Vi aspetto in Polesine perché sarete benvenuti e vi stupiremo. Sono sicura di questo amici, vi saluto, ciao!